Questa attività è stata realizzata con s'aggiuto della Regione Sarda, in prentas 2020-2021, lei è regionale 22, del su 2018, articolo 22. In sa puntata de oggi, io cominciai su viaggio dessa regione de su Montiferru, in sa parte centro-occidentali dell'isola. In Gunisi, ho fatto visita a primo a sa Gresia de Santa Maria de Bonacatto e a parrendo in su Montiferru ho visitato le pendulas de sos Molinos a Santo Lussurgiu e sempre in Gunisi sa Gresia medioevali e su Burgu de Santo Leonardo. Se sarziao sagoa in sa città di Tattari, pobiri sa fontana de sul Rosello, in murus medioevalisi, sa Piazza Italia con i monumenti su cosa sua e sa Gresia barocca de Santo Nicola. Su viaggio nostro e seguiu con sa città di Porto Torres, s'antica Turris Libissonis, pobiri domu de Gianas de su crocifisso manno e sa Gresia romanica de Santo Aingio. Può accabai e uso fatto da passa città di Cadelana de Salighera, pobiri bastionisi, Saseu e sturrisi o Samparu de sa cittadi. E ho spacciato su cammino con sa visita de su paese de Pertiglia, fondato in su periodo fascista e caratterizzato ancora sa meta de edifici con sa architettura razionalista. Benegu nosus. Doiesti un luogo in sa costera de sa Sardigna nord-occidentali, a undi marisi e montisi s'attopianta. Un luogo ricco de naturalesa, de fauna e de storia. Sio su questionendi de su Montiferru, una regione che a renescere de maniera pittica a rappresentare tutto su chi voresa cattai in s'arresto dell'isola. Su nomini chiaramente esti accappiau a sa presenza de custu minerali, ai importanti commenti su ferro. Importanti mera lavoro poi anticus, chi dus sfruttanta già de sedadi nuragesa finzas a sedadi a romana. E sempre a proposito de storia, questione di Montiferru, depeus arregorai un fatto accadessio in questa zona in età romana. Si su questionendi de sa battaglia de Cornus. Questa battaglia, che è stata contata de su scrittore romano Tito Livio, accadesseri mentre doiessi sul Mediterraneo
sa seconda guerra punica, intrus des cartaginesos e is romanos. Già in su 238 a.C. arrivano in Sardegna is truppas romanas. Uno scanto di anni agoa però dove è una furia manna, una furia che accabara proprio in battaglia, che vede da una parte le truppas romanas comandadas dai suoi generali Tito Manlio Torquato. In questa battaglia era partecipato pure su poeta latino Ennio. E dall'altra parte invece sono dovuti i sardus, con i cartaginesi, comandaus da su generale Amsicora, con su villo Iosto. Non sceso sul luogo preciso, onde è accadesse questa battaglia. Sceso che sa zona Prusomanco vi era gussa de Cornos, accanto de Santa Caterina de Pittinuri, onde doiesti ancora s'arrasto de una città importanti, fondata in età di punica e abitata pure in età di romana. Sceso pure che in questa battaglia hanno perso sa vita più di 10.000 sardus. Cominciato questo viaggio da una bidda, una delle più graziose del suo Montiferru, Bonarcado, di questa piazza, dove può subire due monumenti importanti, la Gresia di Santa Maria e il santuario di Sa Madonna de Bonarcado. Sa più antica è questa di Sa Madonna de Bonarcado, ma sicuramente teneso un documento importante in meda, prodotto sa Sardegna medioevale, che è questo de Sucundagi, che si questiona de sa fondazione di un monastero su 1100 a.C., fondato da su giudice Costantino de Torres, che dona su guvento ai sparas camaldolesus. Donara questo guvento ai camaldolesus poeta issus conosciant is tecnicas e noidades post epoca po traballare in su settori dell'agricoltura, ma funta portatori pure de cultura e de architettura noa. In su 1146 venne riconsacrata sa Gresia, questa Gresia principale, e in su 1242 sceso, grazie a una scrittura che doiesti a mano diretta de Sapsidi, che si conta proprio di un restauro fatto in quest'anno. La specialità di questa Gresia è che un ammesturo de romanico e de gotico, onde antitraballau, ma istus de verda non scetti sardus, ma di benianta puru de sa penisola iberica e pensai maestranza puru arabas. Ainantisi de sa gara de sa Gresia, poreso ancora biri i muristenese o scumbessiasa, che avvunta i domus deis pellegrinus, che in derribanta de dottus isola proprio per rendere onori a Santa Maria. E accanto sempre de sa Gresia e sapere doiesti una fontana che dinanta su Gantaru, che rappresenterà l'elemento principale del culto de tutta questa zona, che è appunto s'acqua. I scundagisi sono nomi indieni di Saregu Contacchion, che vira questo bastoni a undi s'arrotolare a sa pergamena. Funti i documenti forse si più importanti e puro più antichi de sa Sardegna medioevale. I scundagisi funti attus a undi bieus i resocontus de is processus, donazionis, attus a religiosus e puru civilis. Grazie a uno de questi scundagisi, questo de Santa Maria de Bonarcado, sceus, per esempio, che in su 1100 sa Gresia venniri fabbricata grazie a su giudice Costantino I de su giudicao de Torres.
Sempre questo giugi a radonai su Guventu a isparas a Camaldolesos. Conosces un'altra data pure, questa del su 1146, quando a sa presenza del su giugi Barisoni I della Conserra, del su giuigao di Arbarei, e i altri giudici, l'arcibispo di Aristanisi e altri bispus e sa popolazione, s'agresia a essi consacrara. A intrusu per subire una navata unica in sa parte inghizzali e un ammaniamento che è stato fatto a Goa con altre due navate laterali, una mano manca e una mano diretta. A Palas invece teniamo, come ti vuoi esibire, s'abside, con due ventane, una in sa parte bassa e una invece in sa parte alta, che serve a fare tra i luci, che in oggi servirà proprio poeta, come ti vuoi esibire, sa verda e sti scuria, e sti su basartu niente. Oggi sa gresia è ancora consacrata e sti proprio sa parrocchiali de sa vita de Bonarcado. Sa gresia più antica de Savrazza è gussa de sa Madonna de Bonaccattu, esti de età bizantina, d'antivatta a intrusu de su sestu e su settimu secolo a.C. E su nomini Bonarcado o Bonaccattu dieniri de sa lingua arega Panacrantos, chi bolinai immaculata, referiu appunto a sa Madonna. A commenti tutto iscresias a paleocristianas e tenniri una forma de cruci a rega, o comunque sa gusta vi era sa forma originale, con tre brazzus e a sa parte centrale doiesti invece una cupola de forma semisferica. Nosus esu in sa parte de scuricadroju, cussa originali, onde vor esibiri ancora in sa parte alta pratus de maiolicas, dunque pratus mesuevalisi, tipicus de quest'epoca, che serviant proprio per fare più bella sa facciata de sa gresia. Ma la cosa più interessante è che questa gresia, questo santuario, è stato usato in pizzus de termas de dadi a romana. E poi entrato a bere appunto i sarrassos de termas. A intrusu de sa gresia per subire l'architettura tipica d'età bizantina. Difatti, non de pesus caresci che i primi gresias fatte in sisula futi stati fatte proprio de paras che indenienta dessa Grecia. E che dunque sa portanta unissus l'architettura tipica de sa zona di origine. Però quando i paras bizantinus lompinti in sisula, depinti va scontus con sacas ancora mannas de paganesimo. E dunque meras cresias funti stati avattas in pizzus de logus sacrus però de su paganesimo. Su a topu de sa Madonna de Bonaccattu esti un esempio. Sa pranta è una cussa de sa Cruce Rega, con i brazzus, con sa cupola o tolos centrali, che si sa parte più sarta de sa gresia, una tecnica mista de verda e de mattonisi, pure con s'aggiunta de ciumento, ma sa forma forse è stata determinata proprio da sa presenza dei termas de dadia romana. Termas che vorrei ubiri ancora in sa parte nord dell'edificio,
Besi proprio questo pavimento fatto con mosaicos a scacchiera esti sicuramente sa parte del suo calendario de Istermasa. Esti stetta cristianizzata, come ti può esibire, ponendo una croce pintata di arrubio in sa parte centrali. Altros arrastos de pinturas, los agattaus in cunis in pizzus, pariri savacci de un angelo, fatta in età medioevali, e altros arrastos de mosaicus de età romana. Uno est in noi e un altro invece ai da parti. In tutto questo, doi esti come elemento che accappiara sa religione pagana con cussa cristiana, doi esti s'acqua. S'acqua esti s'elemento che rappresenterà non scetti sa nascita, ma pure sa vita. Dunque, quando su cristianesimo arrivò in Sardegna, a bio proprio s'attopio a intruso de due religioni, questa pagana che nasceva addirittura in età preistorica e arriverà fino al suo cristianesimo, però poi su fenomeno del sincretismo religioso alloghendi sempre proprio il locus. Dunque, questa prazza esti proprio s'attopio dessa spiritualità di età differenti. A pochi metri del santuario di Sa Madonna de Bonacatu, in pizzo di questa scalera, dove è un altro dei simboli di questa piazza. Si sono cristianendi della fontana del suo Cantaruezzo. E questa fontana, come ti puoi esibire, tenere due doccionisi, uno in sa parte bassa del Basartu e uno de Marna. Chi deniera fino a uno scanto di anni sa conca de Nulioni che è stata sciusciata. S'acqua, chi bessi ridotto sanno, da cabara in custullacco manno de Basartu. Secondo sa tradizione, custullacco è stato obiettivo in noi de sunuragi Narzos, sempre in susartu de Bonarcado. Una prenda, il sucoro dessa naturaleza. Una naturaleza fatta de nuvadenti, mannu, de mattas de ilici, de arinusu, de orrorisi e dell'ausu. Un luogo dove doiesti sa rocca e soprattutto s'acqua. Si sono cristianendi de si strumpu de sos molinos, uno dei luoghi più magici de tutto su Montiferru. E sì, una spendula che nasce già a 440 metri di artaria. E Sarriu, che da vai nasce, tiene 5 brinchitus. Sopra un manno e sopra spettacolari che si surtimu e sti gusto, tiene 15 metri di artaria. Su nomini sos molinos e depiru a Sumperu, che attento questo luogo. Difatti sì, grazie a s'abbondanza dell'acqua, a sa potenza del Sarriu, antivatto in Sant'Igorio più di 30 morinus e graccheras, che sfruttano proprio
su corso de Gustarriu. E meras morinus oi punti sciusciausu, ma anditeneso ancora uno, proprio a Singhizzo, dessa caminera, chi stesti allogau bene e chi vorresi visitai quando benesi noi. A pagos chilometros de distanza de Sabidda de Santu Lussurgiu, a 600 metros de artaria, mancu, doi esti su burgu mesuevali de Santu Leonardo. Su burgu de Santu Leonardo nasciri, pensaus, in su 1100, a de Cristu. Ancora vorrei subire in antisi de Sagresia e tutto in giro i domus e domiceddas, chi vorrei zerriai, muristenisi o cumbessias, e che ospitanta a partire de susesi de lampadas in novenarius. Sagresia, che oggi apparteneri a Sordini de Malta, è stata fatta quando su Montiferru ancora fadia parte de su Giuigau de Torres. Quando questo è stato rotto, manco 100 anni ago, è stato passato in manos de su Giuigau de Arborea. In oggi è fatto due governos, uno poi femminas e uno poi mascus, e pure un ospedale. Quando su Montiferru è passato a su Giuigau de Arbarei, su Giuigi ha donato Sagresia e altri edifici a sordini dei Gerosolimitanosi. E fia questo ordine dei scaballerisi che difendiano i pellegrinos che andano in Terra Santa. Si conta pure che uno dei figli del suo contio quello della Gherardesca, a Goa, una stoccheggiata che si è applicata in una battaglia domunosa in Susurcisi, si divia fuiu e si è fatto zanai proprio in questo ospedale. E in oggi si era morto proprio in anno 1295 a Goa da un'infezione. Ma tutti i nomini del suo luogo, dunque siete fuentes, che in sardo bollinai i sette mizzas, e s'accappiava proprio a s'acqua. Sinara che questo nomini è stato donato dai sparas benedettinus, e che su numero sette fontis, è stato accappiato ai sette donus che Desu donara appunto ai fielis. Poi quest'acqua è pure imbottigliata in suo stabilimento che dove esti a pago distanza di noi. E finza uno scanto di anni oggi, in questo luogo veniva fatta saviera del suo guardo più importanti della Sardegna. Sempre in Suburgo di Santu Leonardo, in mezzo, in su coro de Suvadenti, dove è un luogo che uno non sapeva proprio di agattare, perché oramai questa naturalezza è tipica sul luogo su. Si sono questioni dei arrassos degli ospedali militari della Croce Rossa Italiana. Per questa precisione, questo vi era su quinto centro operativo emergenza deposito addestramento militare. Un edificio fatto in tre spranos, in moi abbandonato già è più di 30 anni, a onde però ha intruso per esagattare ancora arrastus e sinnus de quando vi era ancora un perau. Siamo entrati a intruso dell'ospedale. E poi è tutto abbandonato, abbiamo pruini, sprigos arrogaus,
piloni che entrano e forse altri animali. Però chi serrau si sogus e torraus con samenti accanto all'ospedale, fiera ancora attivo, si pare di debiri ancora dottori, infermieri, malaidos che venivano a noi. Certo sul luogo oggi è spettrali, però è doiesti tutto un turismo che stia accappiato questo luogo che comunque manca esderrutos a parranta affascinanti. Cumpruso manco 130.000 bividorisi, Tattari esti sa città di Prubivia de dotto sa Sardigna de Cabessusu e sa segundu pro populada de dotto sa Sardigna. Surgi in pizzu de una mesa de Graccari e teneri a nord su Gulfu de Sasinara e a sud invece a soverri su Branu de Sanurra. Sa città di Noa però nasciri pruso manco in su Mesuevo, quando sa città de Turris Libisonis, che moi di Nanta a Porto Torres, si vari prus pagu segura po curpa des invasionis de i Morus. E dunque sa uno scanto de bividorisi bettinti sa popolazione in una parte prus a intrus e prus segura fundendi questa città. Chiaressi sa capitali, su ultima capitali, de su Giuigau de Turres, prima di diventare, in 1294, una città di un comune libero confederato con la Repubblica Marinara di Genova. Aressi proprio in quell'anno che hanno fatto i statutus tattaresus. I statutus tattaresus vunti uno scanto de scrittus in latino e in sardo locutoresu che regolamentanta sa vita economica, sociale e pure sa giustizia de sa cittadi. Por esunai che zedudas che imparisi a sa carta de logo, imparisi a escundagisi i statutus tattaresus funti documentus prus importantis de sa Sardigna mesuevali. Ma sa storia de su sartu de Tattari e su Brumannu, de tutta sa Sardigna, cominciara già in sa preistoria. Pensai che esti su territorio comunale con su numero prus artu de domus de Gianasa. Teneus pure un'uragisi, ma su monumento prus importanti esti sicuramente cussu de Monte d'Accoddi. Monte d'Accoddi esti un artari, esti s'unicu zicurat de dottu su Mesoterraneu de Scuricadrogiu e esti un monumento fatto de sa popolazione, de sa cultura de santumiali diozieri a partire de su 4000 ainantis de Cristo. Cominciato sa scrobetta de sa città proprio de su Goro de Tattari, chiesti Piazza Italia. Piazza Italia è stata progettata già in su 1832 da l'architetto Enrico Marchesi. Ma i straballus hanno cominciato scetti manco 50 anni ago. Oggi dovuti monumentus importanti e mannos, come su Palazzo della provincia, fatto in maniera neoclassica a capo del 1800. O su Palazzo Giordano, che è stato fatto a l'inizio del 900 in maniera invece neogotica. Proprio in sul centro della piazza invece doiesi sta statua de Verda,
fatta dall'artista Giuseppe Sartorio e dedicata a suo re Vittorio Emanuele II. Questa statua è stata inaugurata su 19 di aprile del 1899 a sa presenza dei surresi Umberto I e Margherita di Savoia. Ancora sa finza sa cabu del 1800 esti si può subire tutta sa città ingiriata de murus de verda fattus in su mesuevu po amparai tattari des attacus des inimicus. Sa fabbrica fiat inghizzata pruso mancu in su 1200 e teniera una forma pentagonale con 36 turrisi de forma quadrata con uno scanto de ennasa. In su 1800 però sa necessità di ammaniare sa città, pondi vai in un centro moderno che è Isatros d'Italia, biri proprio sa sciusciatura della maggioria dei murus con i sturrisi. Poi di avarrantascetti uno scanto di arrastos, in oggi per subire in merladuras a intrus de is palazius nous e uno scanto de stemmas. I sturrisi invece che si funti allogadas funti scetti 4 e da sapore subiri in Curso Trinidadi di punti d'uso, una in Corso Vico e una invece in Savorta de Santo Antoni. Saseo de Santo Nicola è sa gresia più manna e più importante de tutta sa città di Tattari. Surge in pizzus de un edificio paleocristiano, per esubire s'arrastus de questo edificio a sutta de s'absidi a intro de sa gresia. In su 1200 tornata a fai sa gresia de stili a romanico e in su 1400 un altro traballo del restauro chi biri sa gresia trasformai tutto su stili in questo gotico cadelano che andrà a mera de moda in questo periodo. Argumenti da biosuoi però esti de stili barocco, dunque è stata fatta a partire del 1600. Sa parte più antica però è questa che biosu a manu manca de sa gara. Esti sadurri campanarie che tennero una base quadrangolari con archettus pensilis, monoforas e biforas. Sa parte che però spantara de brusu, de tutto edificio, esti proprio sa gara. Sa gara fatta con questa aperta arba e dividia in tre parti. Pensai che è stata 30 metri, sa brusarta de tutta sa Sardegna. In sovrano de bascius dove esti un portico con arcus a tutto sesto, con a su centro biesi su stemma dessa città di Tattari. In sa parte invece sa mezzana due punti tre nicchias e d'ogna nicchia contenneri sa statua di un martire durritano. Stanai Baingiu, Proto e Januario. Ancora in plus in artu sa statua de Santo Nicola e in pizzus sa statua de su Babbai Manno.
Sa fontana del Roseddu, posta in sa baddi omonima intrus de sa cittadi, esti forse su simbolo più importanti de dottu dattari. Sciusu che già in età romana dove era una mizza chi portara s'acqua, grazie a un acquedotto, finza a sa città di Turris Libissonis, chi mo dinanta Porto Torres. Ma sa fontana che bieusu oggi esti stata fatta in su 1600, come ti vorrei su ligi in sa scritta che togliessi in sa parte mezzana, e stata fatta de maniera tradu rinascimentali. Esti sa rappresentazioni de sa metafora de su tempus che gurri riaccumenti s'acqua. Sa fontana è componida de due broccus rettangularis, fattus de perda arba, come su graccari, e perda de colori murru. Due punti in bascius, 8 goncas de lionisi, de onde di bessiri s'acqua, e altru 4 goncas de dorfinus, sempre a onde di bessiri s'acqua, che andrà in custullacus. Ais angulus invece, proprio in pizzus dei statuas dei Drofinus, teneus sa rappresentazioni dei 4 stasonis. Come incendi de gusta, chi rappresenterà Sottongio, doiesti un Ercoli, Giopuno, con peddi de lioni, sa leontè, e può esibire un gurdoni de agina in conca. Sighendi teneus Sierru, con sa rappresentazione di un becciu dromio. Ancora su Beranu, che invece si è rappresentato di una biciocca con una girlanda de frorisi. E a Saccabu si stadi con una femmina che deniri un arrogu de trigo. Dunque, proprio su passaggio dei stasoni si rappresenta lavoro su gurriri de s'acqua. In pizzus invece due punti turrisi merladas che simboleggiano sa città di Dattari e invece cussas de Vroma d'Unda tenenti su stemma di Aragona, poi attaccando antifatto questa fontana, sa Sardegna vi era asutta del suo governo aragonese. In sa parte invece sa Brusarta teneus sa statua de Santa Ingiu a Quaddu, Santa Ingiu che esti San Paradori de sa città di Dattari. A 100 anni oggi est esibito in noi uno sciacumano de acquaiolus. Chi ne viante acquaiolus? Vianta questi uomini che preniant de quest'acqua barrilis dell'inna e usubettiant in città con s'aggiuto dei sburricus. E dunque porenta serbiri tutti spiginaus de quest'acqua. Una curiosità, in su 1975 ispostas italianas decidint de fare una serie de francubullus dedicaus a fontanas più bellas d'Italia. E posta Sardegna iant scioperai proprio sa fontana del Roseddu, che è sa più bella di tutta sa Sardegna.
Porto Torres, città di 20.000 abitanti, posta in su capo suso de sa Sardegna. Logo connotto con su porto, poi temparisi a gusto de Olbia e de Casteddu esti sicuramente su prusu importanti. Però in pagusu conoscenti sa storia sua, storia che esti millenaria. Parteusu già in su primo secolo annantisi de Cristo, in età romana, quando Turris Libissonis nasce argomenti colonia, l'unica colonia che sa Sardegna romana ha ridento. Ancora oggi può subire parti della città di romana in sul luogo che dinanta Palazzo di Re Barbaro, onde dovunti ancora monumentus e mosaicus de sedade repubblicana imperiali romana. Se su bene però in cussa che bene riconsiderata come sagresia a romanica prumanna e più importanti de dottu sa Sardegna. Eppure io lesu sa più bella. Esti cussa de Santu Aingio. Sagresia de Santu Aingio estetia seu de diocesi de su V secolo a Cristo vinzas a su 1441, quando Danti trasferia in sa città di Dedattari. Come ti vorrei subire, esti una gresia che spantara possa Longaria, tenne di 58 metri su de Longaria. E sa particolarità di esti che tenneri due absidi, una posta a Orecidrogiu e una Scuricadrogiu, mentre invece i Sennasa vunti una a nord e una a sud, vunti una romanica e una fatta de maniera gotico-cadelana, con decorazioni a commenti su stemma del Suggiuigau de Durres. Difatti si proprio noi esteti a Saseu de Suggiuigau de Durres finzas a manco a su 1200 prima de andai in su comune de Dattari. Sa leggenda bolliri che su Giugi, comita de Torres, gli ha fatto un ubisu a un di via Comparridu Santu Aingio, che di annau de sgavai proprio noi su monti Agellu e de agattai is arrastusu de stumbas de Sant'Aingiu, Santu Brotto e Santu Januario e di donai una sepoltura, un interro degno. De questo momento partinti esprimu sgavus archeologicus che sa città di forse sia riconnotto. Dunque santi bogau a pillu uno scanto de sarcofagus sempre de dati a romana che moi funti allogausu in sa cripta a intrusu de Sagresia. Sempre a intro de Sagresia por subiri is statuas lignas che tennenti a intrusu is ossus de custu 13 santus martiris, che da regorasu funti Proto, Baingiu e Januario. A 15 km della città di Dedattari, ma già in su comune de Porto Torres, toiesti sa necropoli a Domus de Gianas de su crocifisso mannu. Su crocifisso mannu è stata agattata a toppu. In su 1954 vendi straballus post acquedutto. Is archeologus antibogau a pillu 22 Domus de Gianas scavadas in una rocca che dinanta cracari fossilifero. Chi si formau in su periodo geologico del Miocene, stanno più o meno 20 milioni di anni fa. Funti Domus de Gianas che funti già de una fase adelantata della cultura dei santumiali di Ozieri che in Svizzera è sceso più o meno in su 4000 anni antisi de Cristo. Tenenti d'ogni domo uno scanto de apposentus a un di ponianta i scheletros con su corredo funerario.
Sempre gli archeologi hanno agattau uno scanto de concas de mortu che tenianta una particolarità. Vianta stampadas in sa parte de vizzus. Esti un'operazione chirurgica che dinanta trapanazioni cranica. Non sceso bene poi da vadianta, uno scanto de studiosus vianta ritualis magicus, po' altros invece serviera a combatti s'epilessia. Sicuramente però gli antichi conosciant già su corpo umano e pure i organi. Poi per esibire questa concasa in su Museo Archeologico de Dattari. Però tocca specificare che questa pratica ben arrivata a partire dalla preistoria fino alla sedade in Nuragesa. In su specifico, questa concasa funti del periodo de sedade e Sarramini. A intruso dei domus de Gianas a por esubire pure i colunnas, come ti gusta, in sa parte centrali, che serbiara po imitai i struncus dell'inna che essi agattau manca proprio a intruso de una baracca de su Neolitico. Non depeso scaresci che a pago distanza di noi doiestri un altro monumento importante della cultura di Sant'Umeali e di Ozieri chiesti Sartari dei Monti d'Accoddi. Fertilia è una frazione dei 2000 bividorisi del suo comune de Salighera. È connota pruschidotto po' sa presenza de sa riporto, ma tiene una storia interessante in meda, una storia moderna che in pago conoscenti. Tutto comincia a s'accabu dell'Ottocento, quando anta comenzai i straballus de sa bonifica de su staini de Galic, fatto grazie ai prigionieri de sa prigione de Salighera e de sa colonia penali de su Cucuttu. In su 1927 era nasce su primo villaggio cussu de Calic e in su 1936 ante inaugurai su Burgu Noi, per sa precisione sotto marzo del su 1936. Fatto grazie a su ente di colonizzazione ferrarese che nasce in su 1936 a sutta del su fascismo. È un ente che nasce per risolvere il problema dei troppo bividorisi in sa provincia de Ferrara e dunque smenguai pure estensioni sociali. Tutto su Burgu è fatto con l'architettura razionalista, dunque esti accumenti Carbonia o accumenti sa città di Derborea, un Burgu fatto grazie a pure a supporto di gente che ne arriva di altro luogo. Sa prima comunità di Duncasa era questa della provincia di Ferrara. A seguire, a goa della seconda guerra mondiale, che abbia pure sa primata delle opere di bonifica, vi s'arrivo pure di gente di Sterrausu, di Sistria e sa Dalmazia. Sa gresia che bieus a Palas è una gresia dedicata a Santo Marco Evangelista. Su campanile invece è stato aggiunto in su 1957 e deppi assimilai de maniera prospettica a questo de sa gresia de Santo Marco de Venezia.
A regorai s'arribu de disterrausu de sistre sa Dalmazia, a gode s'accabu de sa Segundu Guerra Mondiali, doi esti custu monumentu. In pizzusu doiari su simbolu de Santu Marcu Evangelista e dunque su Lioni con Isalasa. Una curiosità è che tutti i bias de sa città e tutti i sprazzas arregoranta fattusu de sa storia de sa Venezia Giulia e de su Venetu. Una delle città più belle, più insillas e più visitate di tutta sa Sardegna è S'Alighera. S'Alighera è posta in sa costera nord-occidentale dell'isola, a intrus del Suvrano de Sannurra e de sa riviera del Sucorallo. Proprio su Corallo, sa pisca e su traballo, esti a sa base dell'economia antica e moderna dessa città, in parisi con Subinu, meda famoso e solo di Olia. Sempre su Corallo, che è uno dei meglio di tutto il mondo, esti in sostemma de sa città di Alighera. S'Alighera è uno dei pochi città dell'Italia che si arrenesce a logai prusu del su 70% dei murus medioevali. Sa prima fabbrica è cominciata in su 1200 con sa famiglia genuesa dei Doria, ma resti a capo del su 1400 con su re spagnolo Ferdinando su Cattolico che l'ompeusu a sa Mannaria Brumanna. Proprio in questo periodo difatti si vanti i bastionisi, chi vorreso ancora biri passillendi in sa costera e onde vunti visibili ancora, pensai, 7 turri e 13 vortici. I testimonios più antichi della storia sua funt stati agattati in sa Grutta Birdi, una grutta onde gli archeologi hanno bogau a pillu un testo decorato con su groggio de sa gocciula, seus in sa cultura cardiali, in sa prima parte del suo neolitico, seus cristianendi de 8000 anni a oggi. In su specifico, in maricas de questo testo, gli archeologi hanno visto che doviant pure due caras incidias de femina, con spilu longus. Forse esti sa prima rappresentazione de sa dea Mamai in Sargetta. Posso rispettare su neolitico invece per nou, con sa cultura dei santumiali di Ozieri, teneso pure domus de Gianas, come in gussas famosas de Angelo Ruio o sa Londra, e teneso pure un uragisi,
dove esti sono ragi de Prammaera, che è stato uno dei primi stato sgavau de maniera scientifica sul 1905, oppure questo de Sant'Imbenia, onde anti bogau a pillu una delle prime brazzas d'Italia, de sedadi e su ferro. Ma la storia de Salighera è stata cappiara pruschidotto a sa presenza cadelana. Difatti, a partire già del cabo del 1300, Bieus in sa città una presenza manna dei cadelanus. Ancora oggi si questiona questa lingua che è riconosciuta del Stato italiano con sa lei 482 del 99, in pruso dove è un ufficio della Generalitat catalana che è sul governo di Barcellona. Santa Maria Immaculata est sa seu de sa diocesi de Salighera Bosa. Sa gattara in su centro de sa città est una dei scresias prumannas de dotto sa Sardegna. Tutto era cominciato in anno 1513, quando su Papa Giulio II emanara una bulla a un di pediri de unire sa diocesi de Castro, de Bisarce e de Ozzana in cui s'annoa de Salighera. I straballus anta cominciare proprio in quest'anno. E anta durare prosomancu 50 anni. Su stili, che Bieusu de Brusu, mancai era una mesturu, esti su gotico cadelano. E proprio questa gara esti cussa più rappresentativa. Anti un perau sarenaria, che esti una rocca ghisagatta, ramera in Salighera, e su ghispantara di Brusu esti su campanili che doiesti in pizzu, ma posto a su centro. Esti un campanili che teneri una base ottagonali e de tanto in tanto bieus uno scanto de ventanas. In pizzus doiesti una guglia piramidali, torrada bistiri con maiolicas de pruscolorisi. Questo stile esti mera diffundio proprio in Catalogna, luogo a un di bieus comunanza con sa città de Salighera. Questa vieta l'ultima puntata del suo programma Saianna del suo tempo, sa de oggi. E us contau la storia della Sardegna girando attraverso l'isola, partendo dalla storia più antica del suo paleolitico. E us contau la storia della preistoria, dunque le perdas fittas, le domudegianas, i dolmen, ma us questionau pure de maniera interessante della storia della civiltà nuragesa, biendi nuragisi, tumbas de gigantis, puzzu sacrus e altra meravidas. E su questionau agora de sa Sardegna punica, a romana, e se us arribaus a su Mesuevo. Sa storia des castellos, des cresias a romanicas, che funt un patrimonio manumeda de s'isula. Se sono arrivaus finzas a su 900, questionando de città de fondazioni, commenti Cravonia, commenti Fertilia. Ma è su questionau pure dessa naturaleza, con padentisi, con arridelis e con spendulas, girendi a intrus de s'isula e fendi conosci logus pagu connottus dei sardus e de sa gente che beni di noi ogni anno può visitare i bellezas de sa Sardegna. E ho fatto, pensai, più di 100 situs a intro di archeologia, storia e naturaleza. E uso bio tutto sul territorio della Sardegna, partendo da Capogiosso, un castello, su Surcisi, sa Bravagia, su Mandrolisai, fino a arrivare a Cavessuso, con Tattari, sa città più importanti del nord della Sardegna, alcuni monumenti, sa storia comunale, e ho visionato pure de un periodo poco conosciuto della Sardegna, commenti questo dei Giuicauso. E dunque è di tutto.
ma si torrà su grazie, poi se si seguiu, poi essi stettius con nosu, poi tutto gusta 12 puntatas e si torrà a sapere a prossima edizione de Saiana de su Tempus. Questa attività è stata realizzata con s'aggiuto della Regione Sarda, in prentas 2020-2021, lei è regionale 22, del su 2018, articolo 22.